L'assessore regionale al territorio e ambiente Giusy Savarino interviene sulla crisi finanziaria dell'AICA di Agrigento affermando: ringrazio il presidente Renato Schifani per aver individuato una soluzione immediata alla crisi tra AICA e Sicile Acque, mettendo a disposizione un fondo di rotazione da 20 milioni di euro, una misura che consentirà all'azienda idrica di operare con serenità e ai comuni agrigentini di evitare qualsiasi ripercussione sulla fornitura idrica, garantendo continuità del servizio a tutti i cittadini. È giusto ricordare, continua l'assessore Savarino, che molti comuni sono virtuosi e puntuali nei pagamenti, ma chi è ancora indietro deve mettersi in regola. Non è ammissibile che i cittadini di un comune paghino l'acqua e quelli del comune accanto no, mettendo così a rischio l'intero sistema idrico della provincia di Agrigento. Lo sforzo del governo Schifani, conclude l'assessore regionale Giusy Savarino, è concreta ed è una mano tesa verso AICA, ma deve accompagnarsi al senso di responsabilità di chi amministra. Solo così possiamo tutelare un servizio essenziale per le nostre comunità e per la nostra terra.